Ditemi voi quando si può partire. Sì. Bene, un buongiorno, un ringraziamento speciale a Giuliano Gargano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, e a Diego Neri, membro del direttivo del sindacato dei giornalisti del Veneto, in rappresentanza di Monica Andolfatto, segretaria veneta del sindacato stesso. Innanzitutto, prima della breve relazione sull'attività svolta di quello che dovrebbe essere il penultimo anno della legislatura, condivido una riflessione sul giornalismo in Veneto. Tra pressioni, precarietà lavorativa e un mercato mediatico sempre più ristretto, i giornalisti affrontano un territorio scivoloso dove l'etica professionale viene costantemente messa alla prova, mentre troppi giornalisti sono sottopagati. Un male questo condiviso con altre categorie di lavoratori sottoposte alla pressione e a ingiustizia, se non al ricatto del precariato. La sfida principale è riuscire a rimanere fedeli al proprio ruolo di informatori critici in un contesto complessivo difficilissimo. La transizione digitale poi aggiunge complessità, serve preparazione, capacità di rinnovarsi, resistenza professionale. Come ha ricordato Aldo Grasso sul Corriere della Sera domenica scorsa, il rapporto Censis avverte che troppi studenti arrivano al termine del loro corso di studi sapendo a malapena leggere e a far di conto, mentre il rapporto OCSE certifica che un terzo degli italiani adulti è analfabeta funzionale, cioè non sa leggere e scrivere e non riesce a capire un articolo di giornale. Il mondo del giornalismo veneto italiano si trova ad operare in questa realtà drammatica. Pertanto è sempre più importante il ruolo dei giornalisti radiotelevisivi e di chi cura le pagine informative web e social delle varie testate, che vedono comunque aumentare il loro numero di utenti. Purtroppo i dati dicono che al mondo sempre più persone accedono alle notizie con l'intermediazione delle big tech. Non parlo di Teach, il giornalista, social, motori di ricerca o altro, che invece dai siti delle testate vere e proprie non vengono utilizzate in maniera continuativa. L'algoritmo dice che le big tech utilizzano e di volta in volta modificano i loro interessi economici, determinano direttamente quali sono le notizie che saranno viste e da quale pubblico saranno lette. Ciò ha un impatto devastante e ricadute anche sulla raccolta pubblicitaria. Nonostante tutto, nonostante trattamenti economici o contrattuali spesso inadeguati, scenari complessi, i giornalisti sono ancora il vero argine contro l'appiattimento delle informazioni, le censure delle piattaforme, il dilagare delle fake news e la difesa di un principio fondamentale, il diritto dei cittadini a essere correttamente informati. Come Consiglio regionale non possiamo che ringraziare soprattutto le giornaliste, che sono nettamente maggioritarie rispetto ai colleghi maschi nel seguire i lavori consigliari. Venire al Ferrofini non è facile, ma anche quest'anno posso dire che i giornalisti veneti sono riusciti a dare informazione corretta sui nostri lavori. Vorremmo come Consiglio regionale avere più spazio, ma questo non dipende dalle redattrici, da redattori che seguono la politica regionale. Un grazie sincero anche ai cameraman e ai fotografi che seguono appunto le nostre sedute e vengono a intervistare i colleghi fuori dall'aula. L'ufficio di presidenza, questo è un dato fissato alla settimana scorsa, ha fatto 36 sedute approvando 87 deliberazioni. Il numero delle sedute del Consiglio regionale, se sommiamo quelle non comprese nelle slide, le slide sono ferme la settimana scorsa, arrivano a 38 sedute, 113 atti approvati, dunque in linea con gli anni precedenti. Nel leggere invece i dati dei lavori delle singole commissioni consigliari, ripeto quanto dico da anni, si tratta di dati non comparabili tra loro, sarebbe una scorrettezza confrontare tra loro i numeri di sedute, i provvedimenti assunti o discussi, perché la natura delle commissioni consigliari è eterogenea e una valutazione appunto meramente quantitativa o statistica non ha senso.
piuttosto sottolineo un dato importante: il grande numero di soggetti auditi complessivamente. E lo ripeto anche con le polemiche di qualche minuto fa, qui mai nessuno ha chiuso la porta a nessuno. Un esempio è stato, ad esempio, scusatemi la ripetizione, le audizioni fatte la scorsa settimana ad inizio del bilancio, richieste qualche giorno prima da parte delle associazioni di categoria, e l'audizione è stata concessa. Arrivare qua però con 19 ore d'anticipo, permettetemi, è proprio questione di educazione, ma anche di organizzazione dei lavori, e non si può, ripeto, dar retta a chi, ripeto, in maniera magari non educata, chiede di essere audito in consiglio regionale. Il dato appunto interessante per quanto riguarda le audizioni: rappresentano il modo istituzionale più importante per discutere con i portatori di interessi locali, rappresentanti dei settori economico-produttivi, sociali come culturali della nostra regione. Le audizioni rappresentano un modo per ascoltare la realtà socio-economica, culturale espressa dal Veneto. Altro dato di estremo interesse è l'uso via via sempre più intenso di questa sala, sia per la formazione interna sia per gli eventi trasmessi in diretta. L'evento che ha avuto il maggior numero di contatti è stato l'incontro che abbiamo fatto con il professor Federico Faggin, che nel volgere di poche ore è stato seguito da migliaia di cittadini e poi visto e rivisto in quantità veramente incredibile. Quindi questo è stato un investimento fatto in questa legislatura che secondo me è stato adeguato sia per le attività ripeto, del Consiglio regionale, sia per quelle realtà e quelle strutture che ci hanno chiesto di essere ospitate e che hanno avuto soddisfazione appunto nell'utilizzo anche dei sistemi tecnologici di questa sala. Il Palazzo quest'anno ha ospitato quasi 90 gruppi scolastici di ogni ordine e grado delle scuole venete, portando qui quasi 1800 studenti che hanno visitato il Palazzo. Come Consiglio regionale abbiamo ricevuto in visita una serie di delegazioni straniere, tra le quali quelle più importanti: la delegazione governativa dell'Alta Austria, presieduta dal console generale Wolfgang Lukas Stormeyer, la delegazione governativa dell'Uzbekistan, la visita istituzionale il 2 novembre scorso della delegazione cinese guidata dal ministro Li Xi, membro permanente del direttivo politico del Comitato Centrale cinese, e appunto poi ritornato anche la scorsa settimana il console generale della Repubblica Cinese di Milano, dottor Lui Kan. Per limitare appunto a ricordare gli incontri e gli eventi principali che comunque testimoniano l'interesse che la nostra Assemblea suscita anche negli interlocutori internazionali, oltre che da figure di primo piano della realtà italiana, come abbiamo riscontrato ad esempio con la visita del presidente dell'INPS, il dottor Gabriele Fava, l'ottobre scorso. Altrettanto importante è stato il recente convegno, appunto il silenzio delle innocenti, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'abbiamo fatto lo scorso 28 ottobre. Devo dire che siamo stati anche la prima istituzione in Italia a ricordare Giacomo Matteotti. È stato presentato il libro Giacomo Matteotti, un italiano diverso, lo scorso 25 marzo, con Gian Antonio Stella e il professor Giampaolo Romanato, autore del testo. Abbiamo ricordato anche le figure di Antonio Bisaglia e poi di Vito Orcalli, primo presidente del Consiglio regionale del Veneto, e la settimana scorsa abbiamo ricordato la figura di Angelo Tomelleri, e su questo si sta lavorando anche per un testo, primo presidente della Giunta regionale del Veneto. Abbiamo presentato decine di libri. Dal 14 maggio al 13 dicembre Palazzo Ferrofini ha ospitato la mostra Il Grand Hotel di Venezia, 100 anni da albergo da sogno a sede istituzionale, che ha visto oltre 3.000 visitatori, provenienti tra l'altro da un incredibile numero di paesi, quindi abbiamo censito 50 paesi diversi per la visita di questa mostra, con persone appunto che hanno visto appunto anche la qualità del lavoro fatto nella mostra che vi ho citato. Infine abbiamo fatto oltre 170 conferenze stampa organizzate qui a Palazzo Ferrofini, quasi 3.000 comunicati stampa inviati e 44 le newsletter.
L'anno che ci attende non sarà facile. Le principali sfide per il 2025 saranno caratterizzate da una combinazione di rischi geopolitici, economici e sociali che richiederanno risposte innovative e collaborative, sia a livello nazionale che internazionale. Il Consiglio regionale dovrà fare la sua parte e sono sicuro che questo avverrà con quella coscienza e senso di responsabilità emersi anche nel corso delle ultime settimane, con il dibattito della legge di stabilità e i documenti di bilancio. Dibattito che è stato intenso e articolato e devo dire anche di alta qualità. Devo dire anche un'attenzione prestata agli emendamenti arrivati dalle minoranze, e penso che l'impostazione del lavoro, cioè aver chiesto di averli per tempo e la Giunta li ha valutati in maniera assolutamente puntuale e precisa, ha visto l'accoglimento quasi del 25% degli emendamenti depositati sulla legge di stabilità. Una qualità che la nostra Assemblea è riuscita a dimostrare anche in molti altri momenti, a iniziare dal 16 gennaio scorso, quando discutemmo in modo libero, senza condizionamento o direttive di partito, il progetto di legge riguardante il tema del fine vita, con un dibattito profondo che ha visto contributi di elevato spessore etico e culturale, né più né meno di quanto è accaduto lo scorso novembre con l'istituzione con voto unanime dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, con il PDL 243, di cui è stata prima firmataria la collega Vanessa Camani. Mi scuso se mi sono dilungato fin troppo, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti i presenti ogni bene possibile, ad iniziare dalla conquista della pace. Mai si era visto, appunto, in un singolo periodo 56 guerre contemporaneamente tra loro, come quelle che stanno caratterizzando la nostra epoca. E noi tutti sappiamo quanto l'instabilità geopolitica sia un fattore destabilizzante per le nostre economie e per la società, ma soprattutto quanta ingiustizia, dolore, violenza generino le guerre dove tutti siamo sconfitti. Concludo con le parole di una grande giornalista a cui è anche intitolata questa sala, Oriana Fallaci. Deve esserci qualcosa di sbagliato nel cervello di quelli che trovano gloriosa o eccitante la guerra. Non è nulla di glorioso, nulla di eccitante, è solo una sporca tragedia sulla quale non puoi che piangere. Porgo a tutti con queste parole appunto un augurio di pace e serenità e soprattutto un buon anno per tutti quanti i professionisti del mondo dell'informazione, perché come ho detto all'inizio c'è bisogno del vostro lavoro, c'è bisogno di qualità, c'è bisogno per i cittadini di avere fonti di informazione che abbiano un'etica alle spalle, che abbiano una modalità di utilizzare, usare, di trasmettere le notizie con appunto un filtro e con una professionalità che purtroppo non si trova magari in tante altre possibilità che abbiamo nel raccogliere informazioni. Quindi buon anno e buon lavoro per tutti voi. Chiamerei qui adesso i rappresentanti appunto dell'ordine, Giuliano Gargano, proprio esce male questa roba, prego, e Diego Neri come membro del direttivo del sindacato. Vedi, mi hai messo anche la prestazione prima, quindi mi sbaglio. Eccoci qua. No, quando ci siamo visti poco fa ho salutato il Presidente e ho detto Gargano. Lui mi ha detto certo, Gargano. Ormai è una cosa che però non potremo fare l'anno prossimo perché il Consiglio dell'Ordine è in scadenza, tra marzo e aprile ci saranno le elezioni, quindi questa è l'ultima volta. Un anno di elezioni importanti il prossimo anno, per tutti. Per tutti, beh, forse per voi c'è un po' più di tempo, perché se le informazioni di stampa corrispondono alla realtà... No, le informazioni sono sarà... sicuramente raccolte nei punti giusti, però anch'io finché non vedo non credo. Va bene, comunque questa è sicuramente la mia ultima e quindi sono onorato, è un piacere essere qui col Presidente Ciambetti, con i consiglieri e con i colleghi presenti. Non è un momento per fare il bilancio dell'ordine, ci sono altre sedi, all'inizio di marzo ci sarà
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e poi appunto le elezioni che si svolgeranno fra marzo e aprile. Certamente è stato un anno intenso anche per il mondo dell'informazione, segnato sicuramente da una vicenda sopra tutte le altre e da un tema che è quello dei femminicidi e quello della violenza di genere. Qualche settimana fa è stato ospite proprio del Consiglio regionale Gino Cecchettin, che avevamo incontrato come ordine all'inizio del 2024, dando subito un'adesione unanime che poi è stata formalizzata alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin. Tema che è stato centrale nelle cronache, che è stato trattato con rispetto, è la cosa che mi ha segnalato sempre Gino Cecchettin, quindi questo è un plauso ai colleghi che hanno saputo, con una tragedia di questo genere, raccontare in modo adeguato e rispettoso questo tema. L'ho segnalato perché proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa, il Consiglio nazionale dell'ordine ha approvato all'unanimità il nuovo testo deontologico, il nuovo codice deontologico che sostituisce quello che era in vigore dal 2017 e si intitola per la prima volta il codice deontologico dei giornalisti e delle giornaliste. Era una cosa che non era mai stata fatta, può sembrare una sottigliezza, ma credo che sia un segnale importante. Il nuovo codice entrerà in vigore il 1° giugno del 2025, ci sono tante novità che in questo semestre, con la formazione obbligatoria che è compito dell'ordine, cercheremo di raccontare ai colleghi. Una è appunto l'uso di un linguaggio appropriato per raccontare notizie come questa, però poi per esempio per la prima volta c'è un articolo che si occupa di intelligenza artificiale, che sembra uno spauracchio che dovrebbe rubare il lavoro ai colleghi. Non è così, c'è il rischio però che diventi uno strumento per far fare nello stesso numero di ore il doppio del lavoro, quindi bisogna usarlo bene. Ecco, vorrei dire due note proprio su questo articolo sull'intelligenza artificiale. Il testo deontologico imporrà due regole. La prima è che quando verrà utilizzata bisognerà dirlo, dichiararlo in un servizio televisivo, quando si fa una foto, quando si scrive un articolo. Vedremo come sarà possibile monitorare questa cosa, però è una delle prescrizioni deontologiche. E l'altra, che credo sia banale, ma è importante sottolinearla, è che tutto quello che verrà prodotto con l'intelligenza artificiale andrà verificato, come se fosse una fonte come tutte le altre. Quindi quello che ci restituirà una ChatGPT non è oro colato, va verificato come è compito dei giornalisti. Sarà una prova importante, speriamo di essere all'altezza come categoria. L'altro tema che voglio sfiorare velocemente è quello della cronaca giudiziaria. In questi mesi, in questi anni ho incontrato praticamente tutti i procuratori della Repubblica qui in Veneto, perché la famigerata, la cosiddetta legge Cartabia, che non è rivolta ai giornalisti, è rivolta appunto al mondo della giustizia, però ha creato dei paletti molto complicati per fare questo lavoro. Gli incontri con i procuratori sono sempre stati molto cordiali, costruttivi, con alcuni abbiamo anche organizzato dei corsi di formazione per capire come conciliare le esigenze di rispetto della presunzione di innocenza e il diritto all'informazione. Io lascerò al Consiglio entrante, che appunto si insedierà nei prossimi mesi, l'esperienza fatta in Lombardia, dove l'ordine regionale è riuscito col procuratore generale a fare un protocollo d'intesa che cerca di contemperare appunto tutte queste esigenze. Ecco, speriamo di riuscire a fare una cosa del genere anche qui in Veneto. Io non vi rubo altro tempo, come il Presidente Ciambetti auguro a tutti buone feste, un buon 2025 che sarà intenso e complicato. Se mi permette, Presidente, ho un pensiero che riguarda
riguarda un po' l'Ordine Nazionale. L'Ordine Nazionale ha fatto una raccolta, un libro che racconta il giornalismo attraverso gli archivi dell'ANSA in occasione dei 60 anni dell'Ordine. E poi c'è una biografia di Guido Gonella, che è stato un grande veneto e che è il padre della legge ordinistica, e che è stato scritto da un ex scomparso presidente dell'Ordine, Michelangelo Bellinetti. Prego. Grazie infinite, grazie. E invece da parte nostra cambiamo tipo di carta, però insomma è una stampa di Vico Calabrò che rappresenta appunto il nostro palazzo, spero possa trovare spazio. Grazie. Grazie, sai. Diego, prego. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Ecco, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti di Monica Andolfato, la nostra segretaria, che oggi non c'è per questioni familiari, se ne scusa, ma vi saluta. Grazie dell'invito rivolto al sindacato. Come hanno detto sia il Presidente Ciambetti che il Presidente Gargano, è stato un anno intenso, lo definiva Giuliano, io dico anche complicato per l'informazione in Veneto, perché è un anno che ha visto ulteriormente i giornali perdere copie in edicola, ha visto molte edicole chiudere e ha visto una generale difficoltà nel fare il nostro mestiere, che è un mestiere importante. Non lo dico perché sono un giornalista, lo dico perché sappiamo che un giornalismo che funziona è uno dei pilastri alla base di una società democratica che a sua volta funziona, che a sua volta è trasparente, perché è rivolto ai cittadini il nostro lavoro, insomma, che hanno il diritto di essere informati tempestivamente, e lo sottolineo tempestivamente perché una serie di riforme che sono entrate in vigore di recente, Giuliano ricordava il decreto Cartabia, ci rendono difficile essere tempestivi nella raccolta delle informazioni e nella loro diffusione. È un mestiere che però sta scontando delle difficoltà indubbie, anche se qualcosa si muove. Cosa si muove? Quest'anno, nel 2024, abbiamo visto l'ingresso di un nuovo gruppo editoriale importante, locale, che è NEM, che ha portato indubbiamente dei segnali positivi. Io penso ad esempio al fatto che a fronte di 36 prepensionamenti ha assunto 36 giovani giornalisti, che è sicuramente una cosa non di poco conto, però globalmente l'informazione in Veneto sta incontrando una serie di momenti di difficoltà. Lo vediamo appunto sia per il numero di copie vendute, lo vediamo perché i giornali si riducono, proprio pesano meno quando li andiamo a comprare, anche perché la pubblicità viene in gran parte inglobata, i cosiddetti over the top, che creano difficoltà al mercato editoriale. Le televisioni, dal nostro punto di osservazione, ci rendiamo conto che stiamo vivendo un periodo di stabilità, con un particolare che magari poi vi segnalo dopo. Ci siamo occupati proprio molto di recente di una realtà televisiva particolare, ci siamo occupati come sindacato interno, intendo, che è Telepace, non so se la conoscete, è una televisione veronese che era nata alcuni anni fa dalle intuizioni di Don Guido Todeschini, che è scomparso di recente, con l'idea di portare il messaggio cristiano, il messaggio di Cristo attraverso le onde della televisione. Dopo la morte del suo fondatore sta incontrando una difficoltà enorme perché vive di donazioni che sono in calo costante, e questo ha portato sostanzialmente a rischio di posti di lavoro per tutti i nostri colleghi giornalisti che lavorano lì. Il sindacato è riuscito proprio la settimana scorsa a chiudere un accordo per avere dei contratti di solidarietà per i colleghi che ci lavorano, sperando che questo aiuti a superare il momento di crisi. Momento di crisi che hanno anche tante altre realtà televisive locali che fortunatamente riescono a stare in piedi grazie ai finanziamenti pubblici. È evidente però che si tratta di un mercato in parte drogato, insomma il fatto che riescano a stare in piedi grazie a fondi pubblici che sono necessari, e però servirebbe qualcosa di più strutturale, insomma, per far stare in piedi queste realtà, perché la sostenibilità economica è uno dei pilastri fondamentali di qualunque azienda e quindi anche di qualunque azienda editoriale. Sostenibilità economica che un po' tutte le testate venete fanno fatica a garantire, chi più chi meno.
ed è evidente che in questo contesto fare questo mestiere, farlo con la schiena dritta, farlo con l'etica che ci viene richiesta è complicato. Noi ci proviamo, ma è complicato sempre di più anche dal fatto che noi siamo sempre in meno a fare questo mestiere, a farlo in maniera strutturata, intendo. C'è un altro mondo che è quello di cui parlavamo un anno fa, che è quello dei collaboratori, che sono uno dei pilastri fondamentali di tutti i giornali, di tutte le realtà editoriali. Collaboratori, l'anno scorso, chi era presente ricorderà la polemica, la battaglia dei collaboratori del gruppo Atesis, che grazie anche a una serie di interventi siamo riusciti a portare a firmare un accordo che ha consentito loro di avere uno stipendio più dignitoso, insomma. Va però sottolineato anche il fatto che grazie all'intervento della Regione Veneto si era aperto un tavolo proprio sul lavoro giornalistico precario, al quale ha partecipato una percentuale minima di editori. Invito quindi anche la Regione Veneto a fare nuovi inviti perché questo tavolo venga portato avanti, perché è uno dei modi per riuscire a evitare di fare l'anno prossimo il discorso dei ragazzi pagati a 3 euro l'articolo, insomma, che è una cosa davvero non dignitosa. Questo è un po' il panorama per quello che riguarda stampa e televisione. Quali sono gli auspici? Oggi ci sono una serie di fondi che vengono utilizzati, vi dicevo prima, di fondi pubblici dalle televisioni, sostanzialmente per tenere in piedi i bilanci, per quello che riguarda i giornali, in particolare in Veneto, per finanziare i prepensionamenti, cioè per ridurre il personale, per tagliare l'organico e per mandare in pensione prima una serie di colleghi. Qual è l'auspicio nostro? L'auspicio nostro è che sono necessarie delle riforme che possono partire anche dal Veneto, delle norme per tutelare l'informazione di qualità. L'informazione di qualità è fatta di persone che vengono pagate, l'informazione di qualità si paga a un costo, per garantire a tutti quello che chiedeva il Presidente Ciambetti, cioè il diritto di essere informati in maniera tempestiva, corretta, puntuale e il più possibile ampia. Questo è quello che il sindacato si augura di trovare sotto l'albero, ed è con questo auspicio che vi faccio i migliori auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo. Grazie. Grazie a Diego Neri per appunto queste informazioni che anche a noi come legislatori e come stimolo che dobbiamo dare anche alla Giunta, questa attenzione sui tavoli che tu ponevi sicuramente la registriamo, ma soprattutto la trasmetteremo, perché sono momenti di confronto come questi dove anche gli editori possono magari confrontarsi con altre realtà e capire cosa è possibile fare meglio per, ripeto, informare i cittadini in modo più corretto possibile. Mi permetto di ringraziare in particolare la presenza del Presidente del Corecom Marco Mazzoni, che ha molto a che fare specialmente col mondo radio-televisivo, ma soprattutto è appena stato nominato vice coordinatore nazionale dei presidenti di Corecom, e quindi con questo suo ruolo spero appunto possa anche portare la nostra voce e cogliere le esperienze anche nelle altre realtà. Diego, se posso anche a te, grazie. Di darti del tu se non ti dispiace. Sì. Siamo tutti vicentini, grazie, e veneti, grazie di cuore. Da parte del sindacato una pubblicazione su Matteotti, non la vostra, ma una cosa che ci sta a cuore. Grazie. Assolutamente utile. E grazie intanto per la presenza del vicepresidente Soranzo. La collega Zotti si è impegnata in commissione, la collega Sponda è impegnata col bambino, e quindi nello spazio dedicato appunto alle mamme consigliere. Veramente grazie ai capigruppo e ai colleghi presenti per questo momento di attenzione. C'è un piccolo buffet, se gradite, dalle parti dell'ufficio di presidenza, a cui siete tutti invitati. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. Giuliano? No, Giuliano. Perfetto, ok.